Abbiamo avuto un incidente nel 2013, avevamo entrambi 18 anni, io ho avuto l'incidente ad agosto, lui? A novembre, 24 novembre 2013. Ho avuto un incidente col quad, lui ha avuto un incidente con la moto e ci siamo conosciuti proprio lì in ospedale. È nata il nostro grande amore. Purtroppo in Italia, comunque nel mondo, la persona che sta in sedia a rotelle, comunque è disabile in generale, viene vista in un modo un po' diverso, e non solo, la persona stessa si vede in modo diverso. Di conseguenza bisogna di essere motivate. Tra virgolette, filtrateli questi termini, addestriamo gli altri a relazionarsi anche con noi. Abituiamo le persone più che altro a vederci in luoghi comuni. Quando andiamo in palestra le persone ci guardano. All'inizio quando entravamo ci guardavano con curiosità, come per dire ma questi che devono fare? Ma questi che devono fare? Ecco, vediamo cosa sono capaci di fare. Adesso io me ne accorgo, lo sento, che quando noi entriamo loro si motivano. Sì. Sono molto motivati dalla nostra entrata, dal nostro sacrificio, dalle nostre... Perché vedono che noi lo facciamo e quindi si rompe quell'etichetta che si era creata, no? Io direi che la disabilità in generale tra di noi disabili è molto diversa, non è differente, quindi ognuno di noi la affronta in un modo diverso. Io la vedo come una salita, no? Con diverse pendenze, no? Per me magari è meno pendente, quindi è meno dura, per un altro potrebbe essere più pendente, quindi più dura, per chi cammina potrebbe essere semplice, per chi zoppica potrebbe essere a metà, quindi ognuno di noi la vede in un modo diverso. Cioè, il fatto che qualcuno possa pensare che noi non possiamo fare sport è incredibile. E vi dirò di più, ci sono persone che non hanno mobilità, muovono il pollice e con la sedia elettrica giocano a hockey. A hockey, sì. Quindi si può fare sport anche se muovi gli occhi. Queste sono le persone che motivano noi. Esatto. Le persone che possono fare molto meno di noi e danno il loro 100%. Quindi possiamo dire che lo sport è anche integrazione. Assolutamente sì. Per me inclusione vuol dire trovarsi in un posto che ti fa sentire a tuo agio, sia con le persone sia con l'ambiente stesso. L'inclusione io credo che sia proprio da piccoli, innestare da piccoli ai bambini, chiamiamoli più fortunati, a integrare i bambini meno fortunati, ma non per pietà, ma perché dobbiamo capire che tutti siamo una risorsa e che tutti possono insegnarci qualcosa.